5 tappe di qualificazione a testimonianza che qui arrivano solo le migliori compagini d'Italia di Under 17 maschile. Amici del volley ben collegati con il Palamiane Memorial Foroni. Al mio fianco Andrea Foroni, organizzatore assieme al suo numerosissimo staff di questo torneo. Buonasera. Buonasera a tutti. Ci ritroviamo, si dice però che quest'anno questo torneo faccia davvero invidia alle finali nazionali di categoria. Beh, ci fa molto piacere, è un lavoro che negli anni ci ha portato a essere competitivi e siamo contenti di questo. Cresce il torneo non solo dal punto di vista tecnico, la visibilità nel territorio, le collaborazioni con le amministrazioni locali, con le scuole, c'è anche una marcata vena sociale quest'anno. Si è aperto il Memorial Foroni, che cosa vedremo poi qui in campo? Beh, è venuta una collaborazione con la società di Bologna, Villanova Sport, una società di pallavolo che opera nel campo della sitting volley, la pallavolo per disabili o diversamente abili, che abbiamo cercato di promuovere nel nostro torneo, perché nel profondo noi abbiamo sempre questo grande senso che lo sport voglia essere un qualcosa, non solamente competizione e agonismo, ma anche educazione allo sport e i valori veri dello sport. Quindi alto livello tecnico, marcata vocazione sociale e poi un servizio a favore della pallavolo realmente italiana, perché ci sono anche molti eventi collaterali. Sì, come tutti gli anni ormai il nostro torneo è sede di diversi eventi federali e non. Abbiamo corsi incentivanti per arbitri, abbiamo organizzato insieme alla FIPA Veneto una conferenza per i commissari ufficiali di gara del Triveneto. Ci sono stati momenti dedicati agli allenatori, c'è stato Mario Barbiero, allenatore del Club Italia Maschile, che ha tenuto un briefing con tutti gli allenatori del torneo e con alcuni allenatori del giovanile della zona. C'è stata quella a cui io sono particolarmente affezionato, che è la sinergia con le scuole del territorio. Il sabato mattina durante il torneo tutte le scolarese sono venute a tifare e a vedere il torneo, quindi c'è questa connessione ormai forte e radicata col territorio e con le associazioni del territorio. Quindi la pallavolo locale, ma anche la pallavolo italiana, cresce grazie al Memorial Foroni. Non svegliamo però tutto, andiamo a vedere cosa è successo dal punto di vista tecnico nella pallavolo giocata. La settima edizione del torneo nazionale in memoria di Giovan Battista Foroni non tradisce le attese. Quella del 2013 verrà ricordata come la più elevata a livello tecnico, una vera e propria finale nazionale anticipata a cui nessuno fra le squadre top di Under 17 maschile d'Italia ha voluto mancare. I più forti sono ancora loro, i ragazzi del Trentino Volley, che ripetono il successo dell'edizione precedente imponendosi in 2 set sui nemici storici del volley Treviso. Netto successo dei ragazzi di Conci, che superano i trevigiani giovandosi delle ottime prestazioni del all-around Simone Giannelli, un talento capace di giocare ottimamente sia da palleggiatore che da schiacciatore ricevitore e premiato come MVP della finale, e dell'ala Oreste Cavuto, giudicato MVP del torneo. Siamo riusciti a partire molto bene, cosa che avevo chiesto ai ragazzi nella classica riunione pre-gara e che non c'era riuscita nelle gare precedenti, visto che sia stamattina con Padova che ieri con Castellana la partenza non era stata il nostro forte, abbiamo disputato 2 primi set sempre a rincorrere. Oggi ci siamo riusciti quindi a partire bene e questo ha reso le cose più semplici di quanto in realtà non lo fossero. È una partita molto importante come tutte le finali dei tornei importanti. L'avversaria è sempre la solita, sempre questa Treviso che è ostica, che ci dà sempre ci fa fare sempre tanta fatica. Però ci siamo giocati bene, partiti un po' male, però dopo è andata molto meglio. Ci si conosce anche se il fatto di avere il libero comunque cambia un po' i valori in campo e gli assetti delle singole squadre, quindi
I ragazzi sono più o meno gli stessi, però la tipologia di gioco da un anno all'altro si può evolvere. I valori fra Trentino Volley e Volley Treviso erano un po' sbilanciati rispetto ai due incontri già disputati quest'anno, in cui comunque aveva sempre vinto Trento. Per Treviso mancavano Mazzon ed Argenta, impegnati con la B2. Noi cerchiamo sempre di migliorare e arrivare al massimo per cercare di battere questa squadra che sicuramente gioca a un livello molto alto. Le vittorie creano sicurezza, le sconfitte devono servire. Questo per noi è il punto di riferimento, il modello di prestazione a cui dobbiamo ambire. Quello che dovremo fare in palestra sarà sicuramente diverso se vogliamo giocare con loro. Rimane in Veneto anche la terza piazza, conquistata dalla Pallavolo Padova con un match tutto in rimonta su Falconara. Entusiasmo alle stelle per aver ribaltato il 18-23 nel set conclusivo. Una prova, oseremmo dire, di carattere e parzialmente fortuna, però chi non risica non rosica, quindi ce la siamo cercata la fortuna ed è andata bene. Come singolo e come squadra siamo molto soddisfatti perché abbiamo retto le partite molto bene, abbiamo giocato bene, abbiamo ottenuto dei grandi risultati anche contro i secondi campioni d'Italia, il Milano. E qui la finale, l'ultimo set, verso la fine ci siamo visti brutta, ma dopo impegnandoci e non mollando siamo riusciti a portare a casa il risultato. Abbiamo giocato alla pari contro Milano, che l'anno scorso è arrivata seconda alle finali nazionali, e Trento, che era campione d'Italia in carica. Quindi è un torneo bellissimo e abbiamo fatto un bel cammino. Zoppellari di Padova, fra l'altro, è stato il miglior palleggiatore, mentre lo schiacciatore Vincenzo Mangini di Castellana, quinta in graduatoria, miglior schiacciatore, a testimonianza che l'alto livello non è stato espresso solo dalle prime classificate. Se Padova esulta per la terza piazza, Falconara, quarta, traccia un bilancio complessivo. Come l'anno scorso comunque ci siamo divertiti perché in questo torneo ci sono squadre comunque di alto livello e ci possiamo confrontare comunque con altre squadre. Io ormai sono diversi anni che vengo qua e devo dire che il livello è alto e buono e credo che sia uno degli appuntamenti più importanti a livello giovanile che ci sia in Italia. A dirlo sono gli allenatori che ben conoscono il livello delle finali nazionali di categoria. A mio personale parere era più alto rispetto alle finali nazionali e del 2012 e del 2011. È la mia opinione, ma per quello che ho visto posso dire è ben più alto delle finali nazionali. Il terzo torneo che facciamo in giro per l'Italia, questo come qualità dei partecipanti è veramente buono. Abbiamo giocato partite tutte tirate, tutte partite che credo servano per il proseguimento del nostro lavoro. Un torneo ormai che sta diventando praticamente una finale nazionale, infatti credo che fra queste squadre ne vedremo tantissime alla finale nazionale di maggio. Credo che questa manifestazione stia prendendo una strada veramente verso l'alto livello. Spero e sono assolutamente fiducioso che continui a migliorare sempre, perché per i ragazzi questa è una vera e propria finale nazionale. A beneficiare dell'alto livello tecnico di sicuro è stata anche la società di casa, la Piave Volley, con la propria Under 17. Una società di riferimento nel volley maschile veneto non solo per l'organizzazione del celeberrimo Memorial. Noi abbiamo dei ragazzi giovani e stiamo cercando di crescerli in una maniera tale da poter avere dei frutti anche negli anni futuri. Lavoriamo sul territorio, lavoriamo con i giovani, lavoriamo per loro e tutto sommato la soddisfazione ogni anno si ripete. Magari arriviamo secondi in provincia, partecipiamo alle regionali, ma la nostra presenza è sempre garantita. Più Sport & Volley, tutto per il volley e beach volley. Competenza, esperienza, convenienza. Per atleti e società sportive, Più Sport & Volley lo trovi a Padova, in via Tiziano Aspetti, a Vicenza in via Nicolò Vicentino e a Verona in via Giulio Camuzzoni. Abbiamo visto il grande spettacolo anche quest'anno del Memorial Foroni, anche come abbiamo detto tanti eventi collaterali. Parliamo allora del sit-in volley con Fernando Morganelli, che è il presidente del Volley Villanova, una squadra emiliana che è partita appunto promuovendo il sit-in volley. Morgan, ti chiamano, ti chiameremo anche noi così. Allora capiamo, Morgan,
cos'è, com'è, come si gioca a sitting volley? Sitting volley si gioca a pallavolo, seduti per terra, osservando la regola del momento che si tocca il pallone di avere a contatto col pavimento una parte del corpo che va dai glutei alla spalla. È particolare come gioco, nel senso che un giocatore di Serie A di pallavolo non necessariamente è fortissimo a sitting volley. Certo, perché tutti i movimenti sono diversi, perché bisogna abituare il corpo non con i piedi a spostarsi, ma con il tronco, col bacino, quindi è un po' diverso, bisogna proprio meccanizzare un po' questa cosa, quindi il cervello ti dà un impulso diverso. E la cosa più bella è che nel sitting volley si integrano disabili e non. Una volta che si è seduti i livelli si avvicinano molto e si riesce a giocare, quindi anche una persona che è disabile riesce a giocare, addirittura anche se non ha mai fatto sport si riesce a giocare, quindi si sente partecipe del gioco. Siamo su Facebook, la pagina è Sitting Volleyball Bologna, quindi ci si può iscrivere e lì ci sono video e foto, quindi ci saranno anche quelle di oggi, delle nostre dimostrazioni fatte insieme a Mondragone e a Priglia. Grazie ed in bocca al lupo, provate il sitting volley e parlando di Memoria Alforoni nel prossimo servizio andiamo a vedere cosa è successo negli eventi collaterali. First place, I don't support the team, I can't take direction and my socks are never clean. Teachers dated me, my parents hated me, I was always in a fight cause I can't do nothing right. Every day I fight a war against the mirror, I can't take the person staring back at me, I'm a hazard to my. La pallavolo cresce anche grazie al Memorial Foroni. Sì, perché oltre al prestigioso palcoscenico sportivo, ogni anno nel quartier del Piave si ritrovano gli addetti ai lavori di tutti i settori. Ad esempio, gli allenatori di Treviso, sia nella teoria che poi nella pratica, si sono messi al lavoro. Mi avevano chiamato per fare una lezione ai corsisti di primo grado sulla match analysis, che è una parte fondamentale comunque del lavoro che deve fare un allenatore in palestra, cioè la valutazione di quelli che sono gli aspetti dei fondamentali dei propri giocatori e delle squadre avversarie per riuscire a strutturare lavori in palestra ed eventualmente la parte tattica delle partite che vengono giocate settimanalmente. Sicuramente è un'occasione per loro per vedere un buon livello di pallavolo e spero che almeno i primi input sono positivi, diciamo. E poi il Comitato Regionale Veneto, presente con buona parte dell'apparato, che ha colto l'occasione per qualificare il proprio settore arbitrale. Abbiamo avuto anche un corso incentivante per arbitri a livello nazionale e per giunta anche una riunione con tutti i commissari del Triveneto. Abbiamo cercato in questi incontri di creare collaborazione e comunicazione con il Triveneto. Lo stesso Mario Barbiero, tecnico azzurro Under 17, è intervenuto nel pomeriggio della domenica a completamento di una kermesse che ha aperto le porte e valorizzato tutti. In primis il territorio, uno dei più belli del Veneto grazie all'apporto di ben 11 comuni, lieti ogni anno di spalancare le braccia all'Italia del volley giovanile. Per noi è una soddisfazione soprattutto di vedere che tanti organizzatori si danno così da fare per far sì che farci regalare insomma queste belle iniziative e manifestazioni. Cerchiamo di sostenere questa meravigliosa iniziativa che da 7 anni porta avanti un torneo così prestigioso dove abbiamo l'onore di avere qui con noi delle realtà di tante città italiane. Siamo orgogliosi di aver aiutato la squadra e anche per implementare il territorio e dare ai nostri commercianti, ai nostri albergatori un'opportunità in più e alla gente di tutta Italia per far conoscere il nostro territorio. Amministrazioni, territorio, società sportive, certo, ma i veri artefici di questo grande torneo sono loro, i tanti genitori, dirigenti e volontari che ogni anno garantiscono disponibilità e competenza. È grazie a loro che il Memorial Foroni ogni anno che passa diventa sempre più grande. Tantissimi eventi collaterali qui al Memorial Foroni, dunque non solo pallavolo giocata con il presidente del comitato provinciale FIPAV di Treviso, Michele De Conti. Parliamo allora
di questo torneo, ma non solo, perché qui a Treviso si organizzano parecchi eventi di caratura nazionale a livello giovanile. Sì, penso che le società siano pronte, lo hanno dimostrato nell'arco di tutta la stagione, non solamente ad altissimo livello come quello che si sta svolgendo in questi giorni in queste zone, ma anche in altre zone si è portata all'eccellenza. In più, in queste sono le ottime occasioni per mettere a confronto allenatori. Stamattina c'è stato un corso di primo grado, venerdì sera i nostri 100 arbitri provinciali hanno avuto modo di confrontarsi con l'eccellenza nazionale e perciò tutto questo non fa altro che crescere il movimento delle nostre 80 società. Dalla Serie A alle categorie più piccole al mini volley, Treviso conferma di voler essere una provincia che conta in Italia per la pallavolo. Treviso sicuramente tra le 10 province d'Italia con maggior numero di tesserati, siamo sopra i 7.500 e questo ci fa ben sperare anche per il futuro. Questo è un momento difficile e nei momenti difficili la pallavolo ne è sempre uscita in maniera splendida. Io mi auguro che faccia questo anche nei prossimi anni. Grazie a Michele De Conti, in bocca al lupo alla pallavolo di Treviso, un arrivederci qui da Miane al prossimo anno sempre con il Memorial Foroni. Buona serata a tutti.